Buongiorno, sono Gerardo Meridio, presidente dell'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto. Siamo, come vedete, nell'apiario didattico della città di Vicenza, dove come associazione svolgeremo questo filmato che non andrà a sostituire la lezione pratica dei corsi di apicoltura base, ma sarà integrativo di questa lezione. Siamo purtroppo in zona rossa, per cui non possiamo fare le 2 giornate in apiario finché non cambieranno i colori di questa regione, e quindi nel frattempo vi offriremo questo servizio video che avrà i contenuti delle 2 giornate di lezione pratica che avremmo dovuto fare o che prossimamente comunque faremo. Ci saranno con me degli apicoltori importanti come Giovanni Milan, come Piero Mussolin, Sella Giovanni e Campese, che faranno insieme la parte delle lezioni pratiche che serviranno a tutti voi. Allora, continuiamo la nostra lezione facendo vedere per voi principianti, apicoltori, chi vuole partire, cosa viene fornito con l'acquisto di un'arnia. Ok? Adesso io vado a aprire e vi faccio vedere cosa c'è dentro, poi faccio vedere cosa manca per completare l'attività di apicoltura. Ok? Togliamo il coperchio e vediamo cosa c'è dentro. La prima cosa che troviamo è questa porticina. C'è questa porticina, dobbiamo mettere su queste farfalle di ancoraggio e vi spiego cosa serve questa porticina. Questa porticina viene messa qua davanti nel momento in cui voi volete per fare spostamenti di qualsiasi genere. Se volete fare il nomadismo, si chiudono le api, rimangono dentro, loro respirano e si possono portare via, sempre naturalmente sfruttando le ore notturne, ok? E questo è importante che ci sia. Poi noi andiamo a alzare il coprifavo, che è questo qua. Cosa troviamo dentro? Questo è il melario con tutti i telaini dentro. Logica che questa è una arnia nuova, quindi sono completamente vuoti, non c'è il foglio cereo, e questo è un lavoro che dovete fare voi. Dopo lo vediamo, se facciamo in tempo lo vediamo come si fa anche l'applicazione del foglio cereo, ok? Quindi questo è il melario, che sarebbe il granaio dove le api portano il miele una volta bilanciato la parte sotto. E questa è la parte principale dell'arnia, ossia il nido. L'ape regina vive qua sotto. Cosa c'è qua dentro? Ci sono anche qua i nostri telaini sempre vuoti, non ci sono i fogli cerei. Poi vi farò vedere anche come viene applicato un foglio cereo. Molto semplice, bisogna prendere un po' di mano, ma tutte cose che con calma si possono imparare. Quindi qua dentro voi troverete appunto 10 telaini, ok? Quando ci saranno le api, per un discorso di miglior funzionamento, lavoriamo su 9 e poi lo vediamo nella seconda parte il perché, tutte quelle cose lì. Ripeto, 9 telaini senza foglio cereo e poi viene applicato il foglio cereo. Questo è tutto quanta l'arnia completa. Altra cosa che viene fornito assieme all'arnia è questa griglietta, questo pezzo di lamiera così, che viene applicato qua davanti, ok? Viene applicato qua davanti. D'estate si preferisce lasciare quello con le forature più grandi,
e d'inverno, per ridurre un po' la dispersione, si fa con le feritoie più strette. Questo permette alle api di entrare, però limita l'entrata di animali non accettate dalle api, no? Tipo farfalle un po' grosse, topolini di campagna e tutte quelle cose lì. Quindi limita quelle cose lì. Qualcuno d'estate lo toglie, io le lascio sempre su. E altra cosa che viene fornito è questo, che lo chiamiamo il cassetto, che viene applicato sotto. Vi giro un attimo l'arnia. Questo qua viene infilato qua sotto, ha due scopi, sempre per ridurre un po' nel periodo invernale il caldo e il freddo dell'inverno, e serve anche per fare un controllo quando viene effettuato i trattamenti, che dopo vediamo Campese che farà questo altro spiegazione. Quindi questo è tutto quello che viene fornito, che voi troverete dentro nell'arnia. Cosa manca per partire con l'apicoltura? Una casetta, due casette, tre casette non ha nessuna importanza, però serve dell'altro materiale. Ok? Allora, per i principianti una cosa penso importante è la maschera, che è questa. Questa è una maschera a camiciotto, è abbastanza ideale perché protegge anche i vestiti, tutte quelle cose lì. Ottima, perfetta, questa qua è indispensabile. Altra cosa che serve, sempre parlando chi parte, i guanti. Non è facile lavorare con i guanti, col tempo vi abituerete di buttarli via, perché non si può lavorare tanto con i guanti. Queste sono cose indispensabili. Una leva, io vi consiglio, io mi trovo bene con una leva di queste qua piccole, ma in associazione ce ne sono parecchie di parecchie forme, quindi una leva piccola serve. Una spazzola che serve per spazzolare i telaini da eventualmente altre api che rimangono sopra, e per mandare via le api praticamente. Altra cosa che serve, questo piccolo strumento qua, degringatore, che dopo vediamo a cosa serve. Queste sono cose che non vengono fornite, che voi dovete preoccuparvi di acquistare. Un'altra cosa è questa griglia, che dopo vi verrà spiegato, vi farà vedere Francesco a cosa serve, che le scrudi regina, passano solo le api, non passa la regina, quindi questa qua la dovete acquistare. Un nutritore che fa anche da diaframma, è consigliato usare questi qua perché ha un doppio scopo, sia da diaframma e anche per fare la nutrizione, quindi io vi consiglio di usare questo. Non è fornito sempre con la casetta. Questo, l'apiscampo. Quando il melario sarà pieno di miele, serve portare via il melario, però è pieno di api, quindi viene messo questa specie di trappola, le api entrano di qua, escono di qua, siccome che non possono uscire perché sono nel melario, per uscire devono passare sotto, quindi entrano e poi non risalgono più, salvo che non lasciamo lì troppo, perché sono furbe, intelligenti e possono anche risalire. Ci sono due tipi. Questo qua è più veloce far scaricare le api dal melario. Comunque uno o l'altro è lo stesso, insomma. Comunque se volete prendete questi che sono migliori. Poi altra cosa importante che serve, questo è molto importante, il fumicatore, che dopo lo vediamo come si fa a accendere e tutto quanto, anzi ve lo dico già subito. Dovete prepararvi dei cartoni magari senza scritte, perché è tutto petrolio, tagliati già a una certa misura che entra dentro. L'unica cosa che raccomando è il taglio del cartone, siccome dopo viene arrotolato in questo sistema qua più
fisso possibile, che i canali siano verticali, poi viene messo dentro così, altrimenti si spegne immediatamente. Quindi è importante prepararvi dei cartoni, perché quando c'è da lavorare in apiario bisogna essere veloci per tante altre cose. Dopo lo vediamo quando si accende. Quindi abbiamo detto questo. Questa cornice che serve per due scopi. Il primo serve per fare anche l'alimentazione diretta, metterci il pacco di candito sopra ai telai del nido, e la cosa più importante è il nuovo sistema che facciamo a fare il blocco di covata per i trattamenti estivi, che dopo lo vediamo come funziona. Praticamente io di tutti gli attrezzi che mancano, le apparecchiature che mancano per partire, mi sembra avere dette tutte quante. Ok, allora adesso vi faccio vedere come viene inserito il foglio cereo in un telaglino. Avete visto prima i telaglini tutti vuoti, e questo è il telaglino che io adesso preparo e vi faccio vedere in diretta come viene inserito il foglio cereo. Zegrinatore, i fili sono abbastanza allentati, dobbiamo zegrinarli per metterli più tesi possibili, più uniforme possibile, in modo che dopo, attaccando il foglio cereo, entri perfettamente all'interno del foglio stesso. Quindi io uso questo sistema, dopo ognuno prende mano, la prima volta sicuramente farete dei errori, si possono ripetere, si parte da sotto. Io uso questo, tanti usano altri sistemi, ma io parto da sotto e faccio questo movimento, avete visto? C'è questo qua che rimane così e questo qua che è bello teso e zegrinato, ok? Quindi è una cosa abbastanza semplice. Una volta che avete preso, avete visto che è venuto bello teso, più si preme e più fa le cappe profonde e più si tira. Se si sbaglia qualcosa si può ripetere, non ci sono problemi. Vedete? Ecco, noi abbiamo il nostro telaglino pronto per inserire il foglio cereo. Per inserire il foglio cereo serve un trasformatore normalissimo, in associazione ci sono, ok? Si inserisce il foglio cereo maneggiando un po' con cura, perché la stagione devono essere un po' morbidi, devono essere, tenerli al caldo un pochino. Si mette sopra così, si mette sopra, si mette a stesse distanze laterali possibilmente, perfetto. Poi con i due puntalini del trasformatore io uso questo sistema, uno lo inserisco nel foro dove c'è il filo, questi qua non si può, e con l'altro vado dall'altra parte. Praticamente sto scaldando i due estremi del filo, il filo fa da resistenza, si scalda e il foglio cereo è attaccato. Ecco, è questione di secondi, 2-3 secondi, non impiega molto di più. Quindi importante che sia ben tesi i fili e che il foglio cereo sia abbastanza uniformemente inserito nei fili. Questo per quanto riguarda i telaglini del nido. Ripetiamo l'operazione, vi faccio vedere un altro e creiamo un piccolo errore, in modo che vi rendete conto. Sempre il solito sistema di tensione come dicevo prima. È un'operazione abbastanza veloce, di stare molto attenti, non si può perdere tempo a chiacchierare, no? Perché io ho detto prima 2-3 secondi, 4, il foglio cereo è perfettamente aggrappato ai fili. Cosa succede se noi prendiamo un po' sonno e insistiamo un po' troppo? Questo è un giochetto che io faccio anche qui bambini a scuola, la magia, no?
seconda operazione, sto attaccando il foglio cereo, non rispetto un po' i tempi, vedete che il filo viene tutto in superficie e fra poco ecco cosa succede. Avete visto? Quindi bisogna stare un po' attenti, è un'operazione, è un lavoretto da fare con un po' di attenzione. I primi 2-3 si possono anche sbagliare, però dopo si impara velocemente. Quindi è importante che siano i fili ben tesi, quindi sono uniformi, e quando si attacca la corrente stare attenti in modo che non succeda questo errore qua. Allora, prima abbiamo visto, vi ho fatto vedere come si attaccano i folliceri sul telaio di nido. Questo invece è il telaino del melario, quello che va messo sopra, dove noi dopo andiamo a estrarre il miele. Questo telaino è esattamente la metà di quello del nido. Adesso vi faccio vedere, l'operazione è simile o uguale. Andiamo sempre fare la stessa operazione il problema è che noi abbiamo il foglio cereo che è grande come per i telai del nido. Io ho fatto questo piccolo piano per andare bene a tagliare i folliceri, voi potete inventare qualsiasi altra cosa, perché per tagliare 1 o 2 folliceri uno può misurare la distanza, è sufficiente. Però se dovete farne tanti, quando io devo farne tanti, ho fatto questo tavola artigianale proprio come prova, e poi dovevo perfezionarlo, poi è rimasto così. Lo appoggiate lì, una semplice riga, un pezzettino di legno abbastanza dritto, lo appoggio qua, vedete? Lo appoggio qua, e quindi io ho creato la distanza esatta, la misura esatta per tagliare il foglio cereo che va bene per i teleini del melario. Un cutter con un po' di maniera, io l'ho tagliato a metà, e questo qua è perfettamente a misura del teleino del melario. Adesso stessa operazione di prima, basta scaldare come abbiamo fatto prima, lo facciamo o no? Sì? Ecco. Stessa operazione di prima. Qua bisogna stare ancora molto più attenti, perché essendo più piccolo è ancora più veloce di attaccarsi. Vedete? È già pronto. Questione di 2 secondi, perché essendo più piccolo c'è meno superficie di resistenza e si scalda prima e si attacca prima. È praticamente la stessa operazione dell'altro. Ok? Basta? Bene. Quindi con foglio cereo ne facciamo 2 per i telaini del melario. L'ultima cosa, così un piccolo suggerimento, già capitato a tutti, anche al sottoscritto. Questo viene preparato a casa, e poi mi raccomando metteteli su una cassettina, su scatolone, e metteteli verticali e non metteteli orizzontali, perché se dopo li mettete in macchina dietro e vi fermate a prendere il caffè e fate una partita a carte, quando arrivate lì trovate i telaini senza folliceri, perché si forma un calore tale che si fonde completamente tutti i folliceri e scendono tutti sotto. Già capitato anche al sottoscritto.